L'Atalanta rischia di fare l'ennesima cessione record. Marco Palestra è attenzionato in Premier League. Dopo nemmeno una stagione in Serie A, due presenze in nazionale, il giocatore vale tra i 45 e i 50 milioni di euro. Una situazione già avvenuta in casa Atalanta, quando Kulusevski, senza fare una presenza con i bergamaschi, è stato venduto alla Juventus per 40-45 milioni dopo una stagione a Parma. Per carità, meglio così, perché se il prezzo è alto vuol dire che Milan, Inter, Juve, Napoli non lo possono comprare. Meglio che vada a giocare in Premier, che cresce e diventa un giocatore di alto livello. Perché se viene al Milan, per esempio, Allegri lo farebbe giocare nella sua metà campo. Gli direbbe, tu non puoi salire. Conte a Napoli direbbe, no, no, lui non è un esterno d'attacco, non rientra sul sinistro e calcia in porta, non lo posso far giocare se non più di 5 minuti a partita. All'Inter forse giocherebbe, ma sarebbe comunque un 50 e 50 tra lui e Dumfries. Alla Juve non lo so, alla fine Kalulu è il migliore della difesa ogni volta.